Eccoci qua. Bellissima la frase poco prima che andassimo. Il valore, ciò che sei disposta a pagare. Io con questo vorrei ricollegarmi, partendo sempre da lei, professore. Perché si diceva proprio questo, forse noi non ci rendiamo più conto del valore delle cose, per cui i soldi escono perché compriamo, non abbiamo tempo di girare, di aspettare, che le diceva aspettare un anno, calo del 25% del prezzo, siamo presi da questa sorta ancora di costo finanziario, però non capiamo più il valore della cosa, cioè questo foglio, quanto è giusto pagarlo e quanto non è giusto pagarlo, perché non si dice devo pagarlo questo perché questo è il suo valore di mercato e magari scopriamo che in realtà non è assolutamente così, che c'è un ricarico mostruoso. Ma io mi riallaccio a quello che diceva il dottor Loffredo. Il prezzo non lo fa, non lo dovrebbe fare il venditore. Il prezzo appunto è ciò che sono disposto a pagare, ma allora a questo punto se vogliamo prezzi bassi, educhiamoci a volere cose che siamo disposti a pagare poco. Cos'è che soffia? Che messaggio lei sta veicolando? Spieghi. Cioè che io non faccio nomi di firme, però non ho capito perché il firmato debba valere di più di un non firmato, a prescindere poi che se vai a vedere il prodotto, materiale, qualità, esatto. materiale, qualità, eccetera. Cioè, la letteratura è piena di episodi che poi scopri che il firmato può valere di meno e che magari è stato fatto in tutt'altro posto da dove pensi che provenga. Bisogna educare, dobbiamo, secondo me, approfittare di questo momento di crisi, quindi di cambiamento, anche per cambiare alcuni atteggiamenti nostri. Un buon aiuto alle famiglie dove tutti hanno perso il lavoro sarebbe di dare ad almeno un familiare la stessa diaria che i comuni danno agli extracomunitari. E qui un po' è un altro aspetto sempre del valore delle cose e anche delle comparazioni che uno va a fare. Qui io potrei parlare per settimane, non ho il tempo, magari sono disponibile per un'altra cosa. Una cosa però la voglio dire, per me abbiamo tutti gli stessi diritti. Il distinguere tra l'extracomunitario e l'italiano è una cosa che non mi tocca. Se una persona ha bisogno la si aiuta, se non ha bisogno non la si aiuta, se sono due persone ad aver bisogno bisogna avere l'intelligenza di sapere aiutare entrambe le persone. Però qua ci sono famiglie che non ricevono nessun aiuto. Quindi no, ma infatti mica gli sto dicendo che è giusto che non ricevono l'aiuto, dico che devono ricevere l'aiuto. Dovrebbero invece quando viene... Ma non so se la soluzione sia togliere l'aiuto ad altri. L'intelligenza del politico è quello di risolvere i problemi e non di giocare come con le tasse, aumentiamo di qua, diminuiamo di là, questo lo diamo agli extracomunitari perché mi arrivano voti, perché divento bello, perché divento figo, eccetera, eccetera. No, ci vogliono motivazioni molto più concrete sotto questo aspetto. A me va tutta la solidarietà per quanto riguarda le persone in stato di bisogno. E qui allora a questo punto mi avete tirato a cimento, una cosa la devo dire in poche parole. Il vero problema della crisi, il vero problema della gente che non ha più reddito, della gente che non trova posto di lavoro, è dato da un grande peccato originale, che è quello di aver messo a contatto il lavoro con il fisco. Allora, se noi proviamo a pensare ad un fisco in cui non ci sia nessuna forma di tassazione, di contribuzione sul lavoro, ma sui consumi, ci sarebbe un discorso di parità di entrate, parità dei prezzi, educazione al consumo e soprattutto un sistema fiscale e un sistema produttivo capaci di dare delle risposte sia all'extracomunitario da aiutare e soprattutto alla famiglia nostrana da aiutare anch'essa, ma non in termini di elargizioni di elemosine, ma in termini di dare la possibilità di avere un lavoro e di avere un reddito. Assolutamente, ma questo infatti apre tutto un altro versante. Infatti, gliel'ho detto, però... No, però si ricollega anche con situazioni reali, perché poi anche i dati dell'Ocse, della nostra recessione drammatica non prevista, magari prevedibile, è legata al fatto che poi i consumi interni sono stagnanti, non si sono mossi di una virgola, e questo è dovuto al fatto che appunto abbiamo... reddito, se non hai soldi da spendere... E tra l'altro non c'è stato l'aumento proporzionale dei redditi come era Ma perché non c'è un aumento della produzione? Esatto. E perché non c'è aumento della produzione? Perché abbiamo il
il veleno fiscale sul lavoro. Infatti, sul lavoro, no, ce l'abbiamo dappertutto, perché forse soltanto sull'aspetto del lavoro dici, però sui consumi di qualsiasi genere, anche se si parla di aumentare addirittura le tasse anche alle aliquote più basse. Voglio passare a lei, perché lei ha fatto quell'osservazione relativa a dare un valore alle cose e qui mi vorrei collegare anche al discorso delle banche, perché queste c'entrano. So. Diciamo che ultimamente c'è una certa tendenza a dare tutte le colpe alle banche. Io adesso non entro in discorsi di politica monetaria, politica economica, perché non sono in grado di posso dare un giudizio a titolo personale e quindi mi rendo conto. Diciamo che il rapporto con la banca non è semplice, perché non è un rapporto paritario, è un rapporto fra una persona che ha bisogno è una persona che è un'entità che invece, non dico che fa quello che vuole, ma se solamente il leggere un contratto per aprire un conto corrente porta via del tempo che se uno dovesse leggerlo come correttamente dovrebbe farlo, probabilmente già la banca non lo vuole più come cliente, perché se uno pensa che va là, succede a tutti. Sfido chiunque ad andare in una banca e dire: io ho bisogno di aprire un conto corrente. Perfetto, questo è il contratto. Una volta non venivano neanche firmati e questo porta a delle conseguenze che magari poi possiamo anche vedere. Adesso in teoria la gente firma sulla fiducia. Io vorrei dire alla gente: attenzione, fidarsi è bene, non fidarsi ma infatti, ma non è meglio, però mi rendo certo. conto, a me è successo con una banca di interesse nazionale locale che ha mandato, mi è arrivato un giorno una busta dove c'era il rinnovo delle condizioni contrattuali, un libretto alto così, di circa 60 pagine, che per carità, io forse non so se sarei stato in grado di capire tutto quello che c'è scritto. Mia madre, correntista della stessa banca, che ha 80 anni, con la solita frase: tu entro 60 giorni, se non rispondi, per noi è accettato. Questo probabilmente possiamo discutere se è corretto o meno, ma ripeto, sfido chiunque a chiedere un mutuo e a leggersi tutto quello che c'è scritto sul mutuo più il foglio delle avvertenze o delle condizioni. Questo, le banche stanno un po' pagando questo, perché qualche avvocato più temerario, qualche consulente più avveduto ha trovato che molte volte queste cose sono completamente fuori legge. La giurisprudenza più recente ha cominciato anche lei a mettersi un po' più dalla parte del consumatore e ci sono numerosi casi di persone che hanno contestato dei comportamenti irregolari delle banche e hanno avuto ragione. Questo non vuol dire che le banche di per sé siano fuori norma o siano, adesso io non sto né da una parte né dall'altra perché sto dalla parte del consumatore, che è giusto, che teoricamente dovrebbe verificare o far verificare queste condizioni per verificare se quello che sta pagando come corrispettivo di prestazioni che sta ricevendo è perlomeno corretto. Assolutamente. È una cosa che però mi rendo conto è difficile, perché ripeto, leggere un contratto bancario di anche solo 3-4 pagine scritto in caratteri 1 o 2 ci vuole veramente ingrandimento. E molte volte anch'io che faccio questo per professione, faccio fatica, finito il paragrafo, lo devo rileggere perché mi sono perso a metà paragrafo. E questo, ripeto, torna al problema della cultura, il problema che molte volte la gente, insomma, c'è il laureato, c'è gente che è diplomata, c'è gente che ha fatto le elementari, e questo non vuol dire che non sia ignorante, probabilmente può vivere normalmente. Però c'è l'intento, quello che si diceva, di prendere in giro le persone, in qualche modo riuscire a far cattivo gioco. Molte volte la banca si è approfittata alcune banche si sono approfittate di certe condizioni, di certi tempismi, di certe difficoltà delle persone a mettersi contro la propria banca o sostenere dei costi per poter giustificare questo, ma è un argomento abbastanza venuto fuori sulla stampa, sulla televisione, altre trasmissioni se ne sono occupate. C'è poi un aspetto commerciale, un aspetto non molto a volte piacevole anche da chi poi propugna certe cose. Questa è una cosa che la Codacons vorrebbe evitare di arrivare a questo tipo di mercificazione anche della tutela del consumatore, però perché molte volte non c'è niente, cioè la banca si è comportata regolarmente secondo le norme, altre volte non si è comportata secondo le norme, ma in realtà bisogna anche dire che le norme sono ondivaghe, cambiano da periodo a periodo. Solo negli ultimi 6 mesi
hanno deciso 3 volte 3 cose diverse per dire che l'anatocismo è illegale, poi è legale, poi adesso è di nuovo illegale. Capisco che anche una banca non per giustificare a un certo momento capisce più niente, Assolutamente sì. pur avendo fior di consulenti eccetera. Che cosa può aggiungere lei, dottor Molina, Sì, a questo riguardo? no, Che abbiamo accennato anche l'anatocismo, che è un'altra questione calda. no, che adesso appunto il ruolo delle banche che sarebbe quello anche un po' di favorire la ripresa, e invece è proprio quell'entità che invece adesso la blocca, perché i mutui sono ormai sempre più difficili da ottenere, sempre con garanzie di terzi, che quindi giocoforza è il familiare. Quindi si mette sempre in gioco il discorso famiglia, Il discorso della famiglia, e quindi bisogna cercare di non arrivare ad avere bisogno della banca, o comunque cercare di ponderare nuove forme di finanziamento alternative che appunto esistono, devono essere un attimo approfondite. Attenzione all'usura in questo caso qua, chi fa il finanziamento in alternativa? Sì, beh, alternative però Istituti legali. Infatti. Sì. No, perché il fenomeno di terzi che si prestano per prestare soldi, per offrire soldi, ce ne sono moltissimi. Bisogna tornare al vecchio modo di pensare e fare dei nostri nonni e padri. Si compra e si fa solo se si ha i soldi, dimenticando banche e prestiti. Sarà un messaggio del nostro telespettatore. Sì, sono d'accordo, perché appunto ecco, una delle cose che si possono suggerire al bilancio familiare è proprio quello di cercare di non usufruire troppo del debito, o comunque di attingere quando ve n'è veramente bisogno, perché come vediamo che anche lo Stato, la prima spesa dello Stato è proprio il pagamento dei debiti, degli interessi sul debito, anche per le famiglie. Bisognerebbe ricorrere a questo sistema. Come dicevo, come una volta sostanzialmente, anche se noi viviamo ormai da anni che siamo stati bombardati, e tuttora per l'acquisto di autoveicoli, mezzi, finanziamenti, che uno dice cosa saranno quei 100-200 X euro al mese per il finanziamento, poi in realtà ti accorgi che non ci arrivi Bisogna neanche. fare i conti. Che bisogna fare i conti, esatto. Quindi fate i vostri conti, noi andiamo in pubblicità a fare i nostri, tra pochissimo ritorniamo con voi.